Una gru per via del maltempo e il forte vento a Porto Empedocle si è piegata verso il palazzo in costruzione e fortunatamente si è accartocciata nelle pieghe del balcone. La gru si trova incontrata a Giuccava, esattamente nella via Cassalà, in un palazzo non ancora abitato allo stato grezzo, i cui lavori sono fermi da anni per via di una situazione fallimentare dell'azienda che ha iniziato la costruzione. Tutto ciò ha fatto scattare subito l'allarme, sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, con a capo il comandante del settore della protezione civile Nicola Porcarelli, i vigili urbani di Porto Empedocle, i carabinieri della locale stazione. Sul posto si è recata anche immediatamente il primo cittadino, Ida Carmina. C'è anche il rischio che la palazzina adiacente venga evacuata in quanto la GU potrebbe, a causa del forte vento, piegarsi dal lato dello stabile abitato. È abbastanza pericolosa perché in realtà il sistema paese è a retto, questa mattina non ci risultano danni o situazioni particolari. Purtroppo il grande evento, è stata quasi una mina tromba d'aria, ha piegato la gru di questo cantiere che è rovinata sul palazzo. Per fortuna è caduta, si può dire, si è piegata addosso il palazzo, quello che è ancora in fase di costruzione, e quindi non c'è stato alcun danno per le persone o per le cose. Il problema è che potrebbe, viste le condizioni meteo, rovinare intera, quindi ha bisogno dei lavori immediati di ancoraggio e eventualmente di smontaggio della stessa. Quello che ci poniamo è il problema invece delle case di fronte che sono abitate, per cui se dovesse per qualche colpo di vento andare a finire la gru addosso alle case abitate non sappiamo cosa potrebbe derivarne, per cui i vigili del fuoco consigliano l'evacuazione quantomeno degli ultimi due piani. I lavori non dovrebbero essere di lunga durata, una mattinata, un pomeriggio, una giornata, quindi non particolari problemi per le famiglie che certamente subirebbero un disagio, però vale prima la prevenzione e assicurare le vite umane prima di tutto, e quindi siamo qui in attesa, anche se si prevede una recrudescenza delle condizioni meteo per cui potrebbe peggiorare. Siccome si muove, siamo qua a presidiare la zona anche per evitare che qualcuno possa davvero farsi male. Cerchiamo di stare sul pezzo, diciamo, a tutela della salute e dell'incolumità pubblica. Io non avevo inizialmente chiuso il cimitero perché da noi la festività dei defunti è molto sentita, anche se ero in contatto sempre con anche la protezione civile, i parroci che avevano previsto la messa dei morti alle 10 e tante altre situazioni. Ci doveva essere una manifestazione ai Marinai d'Italia per commemorare i morti delle guerre, però ho sospeso tutto e ho fatto ordinanza proprio di chiusura in questo momento, quindi stiamo sempre sul chi va là per affrontare tutte le situazioni. State ulteriormente facendo evacuare perché queste raffiche di vento possono far sì che la gru si potrebbe anche spostare? È una lotta contro il tempo, anzi contro il maltempo, e pertanto noi stiamo cercando adesso di ancorare momentaneamente, attendendo la fase dello smontaggio che sicuramente in questo frangente è poco praticabile. Ma adottiamo tutte le massime precauzioni, qua di concerto con il sindaco, con la polizia municipale e l'ufficio tecnico, affinché poi durante quando saranno le operazioni di smontaggio si prevengano eventuali situazioni critiche o di criticità che vengono ad evidenziarsi, e quindi sicuramente precauzionalmente faremo un'evacuazione. I vigili del fuoco sempre allerta, anche stanotte c'è stato un problema nella zona dell'Addolorata, dico un po' in tutta la provincia. Attualmente siamo impegnati in tutta la provincia, quindi è stata colpita da questo maltempo, ondata di nubifragi, e quindi tutti quei danni d'acqua che si producono durante queste, diciamo, manifestazioni atmosferiche che purtroppo non sono controllabili, e pertanto siamo H24 impegnati su tutto il territorio provinciale, quindi non solo qua a Porto Empedocle.